Allora, guardiamo anche a chi vuole riqualificarsi professionalmente, aggiornarsi, trovare una nuova professione, e poi tanti giovani che invece si sentono più portati per attività anziché di grande teoria, di tantissimi anni all'università, eccetera, ma di concretizzare rapidamente in una professione che è creativa, è di stile, di tendenza, di moda, insomma, e poi soprattutto una cosa che è particolare da ricordare è che chi è hairstylist, comunque tra virgolette parrucchiere per semplicizzare i termini, lo può fare dovunque, cioè lo può Sì, fare in Italia, all'estero, non ha nessun tipo di problema, anzi può farsi il giro del mondo, un po' come gli chef, no? sì. Giro del mondo per ritornare al proprio paese a qualsiasi età possibile e gestirsi una professione che è importantissima. Sì. Poi comunque voi siete in continua espansione, quindi siete anche un'azienda che dà delle garanzie di un certo tipo. Allora la formazione. La formazione, beh, ricollegandomi al tuo discorso, Elena, la professione del parrucchiere è artigianale ed è molto creativa, quindi va fatta sicuramente con grandissima passione. Trilab Academy forma persone che non hanno assolutamente una conoscenza in questo campo, quindi chi vuole Quindi parte da immettersi zero parte anche. completamente da zero. Abbiamo dei corsi che prendono proprio le persone che non hanno nozioni e le fanno crescere con un programma formativo di 4 mesi. Ah, E quindi in quindi 4 mesi uno riesce già qualche sì, cosa a capirci, sì. insomma, Beh, ben direi più di che più. ci capisce veramente In quattro tanto, quasi mesi. tutto. Allora sì, ecco, questa è la domanda che più spesso mi fanno quando parlo della scuola. In soli 4 mesi riesco a imparare tanto? Sì. Perché? Perché i percorsi di Trilab Academy sono molto mirati a quello che è l'obiettivo finale. C'è un percorso breve, sì, però molto intenso. Gli argomenti del parrucchiere sono quelli, quindi si suddividono in 3 correnti principali: il taglio, il colore e il brushing, quindi l'asciugatura. Non si spazia oltre a queste cose, tranne vabbè, per la permanente, quindi l'ondulazione e il relax, il lisciaggio attraverso dei processi chimici del capello. Mm, Quello che fa la differenza però, al di là di quello che apprendi, è l'allenamento costante e continuativo. È quello che poi in una fase di anche colloquio si va principalmente a cercare. Fammi vedere come sai fare i capelli, perché poi io ho bisogno di capire come tu ti sai gestire la cliente all'interno del salone. Trilab Academy, oltre all'allenamento sulle testine, quindi sulle bamboline finte, dà la possibilità all'allievo anche di vivere quello che è un work experience, quindi una messa in prova direttamente sulla cliente. Questi clienti sanno che vengono a farsi i capelli con ragazzi di accademia e quindi sono predisposte anche al fatto di avere dei tempi magari un po' più lunghi e magari non un servizio completamente perfetto come ovviamente lo può dare un professionista finito. I clienti, e qui cerco di spezzare una lancia a favore, non sono completamente abbandonati, ci sono sempre io che seguo gli allievi e quindi il trainer di competenza. E quindi si dà la possibilità alla persona che frequenta i corsi di sapersi gestire anche all'interno del salone, che non è solo una questione di saper acconciare i capelli, è anche una questione di ottimizzazione dei tempi, capire come posso incastrare, fra virgolette, il lavoro nei tempi morti, avere una persona che non è la testina, che la posso scottare, la posso tirare, le posso fare quello che vuole, ma una persona con delle esigenze vere. E E questa è quindi un'altra cosa sembra una sciocchezza, però per il parrucchiere che inizia questa professione è lo scoglio più alto, toccare la persona. È veramente difficile. assolutamente, perché poi quello che ogni cliente è diverso, percepisce in modo diverso. Certamente, Qualche certamente. È il cosa rapporto anche che si instaura. Infatti noi oltre a questo facciamo anche una gran parte di comunicazione indispensabile in questo momento per vendere dei servizi di questo genere. Oltre alle persone che comunque non hanno nessun tipo di nozione sul mondo del parrucchiere, formiamo anche delle persone che magari devono reinserirsi, quindi parlo
siccome le parrucchiere sono spesso donne, magari dopo periodi di maternità, oppure persone che non hanno fatto degli aggiornamenti da diversi anni, quindi abbiamo i nostri corsi di aggiornamento che vengono 2 volte l'anno o di perfezionamento, quindi una ripresa di metodo di taglio o di metodo di brushing o di metodi di colore. Dipende dalla persona che cosa vuole fare, quindi riusciamo a dare anche dei percorsi personalizzati per l'esigenza che poi ha la persona, il professionista. Cambiano le metodiche di taglio e di colore, visto che la tecnologia avanza? Allora, diciamo che di base il metodo è una cosa, è la radice. Okay. Dal metodo poi si possono creare tantissime cose, questo mondo è sempre in evoluzione, non c'è mai una staticità, però si parte da un metodo, da una consapevolezza, dal fatto che io prima le cose devo averle in testa per poi passarle alla mano. È impossibile che io faccia le cose così, perché le nostre opere devono essere ripetibili nel tempo. Non possiamo avere una cliente che mi dice fammi il taglio dell'altra volta e la volta dopo ci dice sì, ok, me l'hai fatto, ma non era come il primo che mi hai fatto. Deve essere qualcosa di consapevole, io devo sapere dove metto le mani, come metto la forbice, cosa mi viene se io metto la forbice in quel modo. Dico la forbice per la spazzola e il pennello sono la stessa cosa. Dal metodo poi si può creare tutto. Chiarissimo, quindi questo è proprio un diktat. Per quel che riguarda invece le colorazioni, io dico le mesh, anche se so che le mesh non vanno più, ma No. va un effetto... No, orrore, No. orrore, orrore. Non pronunciare più questo termine, che non sarà autorizzato. Non vanno più, però comunque i trattamenti colore, le sfumature, eccetera. Anche qui ci vuole tecnica, bisogna conoscere gli effetti che si producono dall'abbinamento di alcuni colori, nuance o quant'altro. Sì, certamente. Lì si parte proprio dalla base. Io devo, quando noi facciamo i corsi di colore, è molto bello perché iniziamo a colorare con le tempere. Quindi con il rosso, il giallo, il blu, i colori primari, io faccio colorare principalmente anche con le dita, faccio mescolare i colori per capire poi cosa viene fuori. È lo stesso identico principio che poi applichiamo nei capelli. Questo ci dà la base per capire anche poi come magari andare a riparare se qualcosa va storto. Se il capello mi viene fuori verde, io so che devo usare un determinato controcolore per farlo ritornare alla nuance desiderata. Quindi il principio parte proprio dalle tempere, lo dico sempre io. Poi anche con l'aiuto di nuove tecnologie, i prodotti sono sempre studiati, le tecnologie avanzano, si ricerca sempre la perfezione, soprattutto poi nell'ambito della colorazione per quello che è la capacità di mantenere il capello sano. Perché adesso i capelli tutte le donne le vogliono sane, mentre negli anni 60-70, quando li coloravo, non mi interessavano se si rovinavano, bastava averli biondi, bianchi, per esempio, anche se ero scura o mora. Ora, ok, li voglio biondi, bianchi, però i miei capelli devono essere belli, sani, corposi. Quindi queste nuove tecnologie ci permettono anche poi di spaziare su quello che è anche la creatività dell'applicazione della tecnica. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale. Certamente. E la permanente va ancora? Le permanenti vanno ancora, però non con quel pensiero della permanente anni 80 molto voluminosa. Anche qui i movimenti arrivano ad essere molto naturali. Quindi è quasi un ondulato, non più il boccolo riccio riccio come andava tempo fa. Un movimento, insomma. Sì. Quindi Io quando vendo la permanente però, perché nell'immaginario collettivo della cliente la permanente è un qualcosa che io, ok, lascio lì e lui fa tutto da solo. Invece no, anche lì ci vuole un attimo di amore per quello che sia l'asciugatura, insomma, bisogna starle un po' dietro. Un lavoro anche lì, insomma, ci deve essere sempre un impegno. Allora, la cura, l'attenzione è fondamentale, quindi sempre il capello sano che deve essere trattato, eccetera. Allora andiamo a parlare anche un attimo dei trattamenti, perché io intanto sfogliavo anche prima durante la pubblicità e si parla di cura del capello e dei consigli che voi Trilab date. Quindi, lavare spesso i capelli fa male, li lavi sotto la doccia fa bene, fa male, quando applicare il prodotto, insomma, la spazzola più adatta. Diamo alcuni consigli. Abbiamo proprio dedicato un articolo
articolo, perché anche noi abbiamo la nostra rubrica in Premiere che è Trilab Consiglia, alla quale poi stiamo costruendo anche nel nostro sito il blog relativo, dove una persona eventualmente può anche venirci a chiedere dei consigli ancora più dettagliati. E abbiamo aperto questa rubrica con SOS Shampoo, quindi no, tutti i dubbi, no, le problematiche relative allo shampoo, perché sembra no, ma in realtà lo shampoo è uno dei servizi più delicati e più importanti, perché poi da là deriva anche una piega fatta bene o comunque anche un risultato proprio che hai sui capelli. Allora, intanto ovviamente poi dipende dal prodotto che viene utilizzato. Noi ovviamente proponiamo tutti i prodotti ad uso professionale, quindi quelli che si acquistano dal parrucchiere comunque ovviamente, perché sono quelli che hanno i principi attivi più concentrati e che quindi agiscono in funzione poi delle varie esigenze dei capelli, e poi perché tengono in considerazione un aspetto molto importante, la bellezza del capello, perché il principio attivo è una cosa e la cosmeticità, così viene definita, è un'altra, quindi come poi il capello mi appare, se è leggero, se invece è appesantito o quant'altro. Quindi ovviamente si deve partire sempre dalla scelta del prodotto. La cosa importantissima quando si fa uno shampoo è prima di tutto guardare lo stato della cute. Quindi essere assolutamente, dare la priorità non al fatto che il capello sia secco o sia indebolito, e quindi scegliere lo shampoo per capelli secchi o lo shampoo per capelli indeboliti, ma scegliere lo shampoo per la propria cute. Quindi se la cute risulta avere qualcosa che non va, ovviamente si deve dare la priorità. Qualcosa che non va, cosa può essere? Il capello, la cute è più grassa, quindi con un eccesso di sebo, oppure la forfora, oppure la sensibilità, che è una cosa che sta toccando tantissime persone, quindi il cuoio capelluto sensibile, che quindi tende ad esquamarsi, tende ad arrossarsi. È dovuto anche all'inquinamento, a prodotti utilizzati, intolleranze? Più che i prodotti utilizzati, proprio effettivamente l'aria è differente, però anche lo stato di un cuoio capelluto, per esempio un po' irrigidito, molto sensibile, è dato anche dallo stress. Stavo pensando anche a quello, dallo stile di vita o dall'assunzione di farmaci particolari o meno, però voglio dire, tutto ciò che fa parte della nostra vita può incidere in positivo o in negativo sul cuoio capelluto. Quindi prima di tutto, primo consiglio, scegliere lo shampoo in relazione al cuoio capelluto che abbiamo di fronte. Dopodiché utilizzare pochissimo prodotto. Paradossalmente, invece esatto. Spesso siamo portati, ovviamente sto sempre parlando di prodotti professionali che sono molto concentrati, siamo spesso portati a voler che arrivi tanta schiuma. Allora, la schiuma non lava. Quindi non è lei che deterge i capelli, ma sono i tensioattivi, cioè delle sostanze presenti all'interno del nostro shampoo. La schiuma serve però perché porta via lo sporco. Quindi ci sono i tensioattivi che sono presenti nello shampoo, che staccano proprio lo sporco dal capello. Ovviamente nel capello non c'è chissà quale sporco rispetto magari a una pentola, no? Oppure a un vestito, però quindi sono molto dolci e delicati. Staccano lo sporco e poi la schiuma porta via attraverso l'acqua, perché sennò ovviamente l'acqua non riuscirebbe a portare via, e aiuta a portare via. Io dico sempre che la schiuma è come un carrellino che carica lo sporco comunque che si stacca dal capello o dal cuoio capelluto, lo carica e lo porta via con l'acqua. Facciamo sempre queste metafore quando ovviamente spieghiamo nei nostri corsi. Quindi non è importante che si faccia tanta schiuma, si consiglia sempre di fare 2 lavaggi, quindi 2 tempi proprio di lavaggio. Inizialmente ci si sciacqua molto bene i capelli, si applica il prodotto, prima di applicarlo si deve frizionare bene tra le mani in modo già da cominciare ad attivarlo, si posiziona in 5 punti ben definiti, che sono appunto le due parti dell'orecchio, la parte proprio centrale, il contatto diciamo della fronte con magari il trucco, no? Sostanze che possono ovviamente sporcare, nuca e il retro. E si comincia a massaggiare ovviamente il prodotto, anche se il primo shampoo non fa particolare schiuma, non è importante, perché è importante in questa fase che il principio attivo che venga tolto comunque lo sporco. Dopodiché nella seconda fase, invece nel secondo lavaggio, allora vedrete che la schiuma arriverà perché il capello è già più pulito e quindi si va a togliere il resto comunque dei residui che sono rimasti. Ecco, questo è fondamentale. Poi ovviamente allora, quando noi utilizziamo
utilizziamo uno shampoo per il cuoio capelluto che ha magari un certo tipo di potere di detersione, per forza di cose va anche a creare delle problematiche sulle lunghezze perché lo va un po' a seccare, quindi è molto importante agire con un trattamento adatto, nutriente oppure insomma a seconda a seconda dei ovviamente. casi, perfetto. Allora abbiamo dato un sacco di informazioni utili, anche di tendenza oltre che di sostanza, naturalmente opportunità anche naturalmente ai giovani, ci sono spesso richieste penso dai genitori o nonni quali strategie utilizzare per affacciarsi al mondo del lavoro. Questa della formazione senza dubbio è una grande opportunità, o se non altro qualcosa in più che uno può avere, perché visto che richiede poco tempo, non si tratta di un'iscrizione di 5 anni di corso, di 3 anni, ma veramente di pochi mesi, può essere una chance in più per affrontare la realtà, quindi è interessante. Vi ringraziamo di essere state qui con noi, le nostre ospiti di Trilab, le nostre esperte, quindi Giorgia Frasson, responsabile comunicazione, e Michela Battiston, socia e responsabile formazione Trilab. A voi grazie di averci seguito, appuntamento naturalmente a domani, grazie.